Siamo allo sport, volley maschile, primo giorno di scuola per la nuova Tonazzo Padova, impegnata nel primo allenamento ufficiale 2015-2016 con un'età media di 22 anni e una delle squadre più giovani della Superlega. Stefano Edel. 7 nuovi acquisti, di cui 3 stranieri, gli americani Cook e Averill e l'austriaco Berger, e 2 bronzi mondiali under 23, Milan e Balaso, che hanno conquistato il terzo posto con la nazionale battendo Cuba. Ecco l'identikit della nuova Tonazzo Padova, la seconda squadra veneta che partecipa alla Superlega di volley maschile. Per coach Valerio Baldovin, super riconfermato, molti cambiamenti e una scommessa da vincere. Sono tutti e 2 giocatori che sono molto promettenti e speriamo che riescano a trovare il giusto ambiente, ma insomma crediamo sicuramente che lo faranno per esprimere il proprio talento. Lo stesso acquisizione anche di Berger ci garantisce insomma queste possibilità di essere un pochettino più profondi nelle varie scelte. Il presidente Fabio Cremonese spiega così la strategia societaria. L'anno scorso abbiamo dimostrato che con dei ragazzi giovani, come ho detto prima, si può avere una grande grinta e crescita. Quest'anno faremo un altro passo e credo che ancora dopo quest'anno, 3-4 anni, potremo anche ambire a fare un campionato vicino ai grandi senza dover spendere le cifre che stanno spendendo gli altri. All'ex Pala Fabris, ora Chioene Arena, la Tonazzo lavorerà tutti i giorni sino al debutto in campionato